discesa Bella libera raga, di ciao a Sofia tutti, dal Borgata. comandone veneziano. Parte lo sci alpino femminile. E qua devo fare medaglie ragazzi, cioè La discesa ori. libera è la disciplina con Se non il facciamo tracciato l'oro più almeno in 3 lungo su e le 4. velocità più elevate. So cazzi. Per questo è considerata la disciplina principe. Dai. Go. Partenza discreta. Una partenza Oh, 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 fenomenale. oh, oh. Vai Cube, relax. Non possiamo sbagliare nulla. World class, simply world class. Bene. Secondi, come bene. Se non riusciamo. Qua c'è l'Austria, ricordo c'è il bonus Austria. Oltre che a quello Norvegia. World class, simply world class. Buon Niente. tempo intermedio. Ai ai ai. Crisi nera. Trascina con sé tutta la porta. Attenzione. Beh, attenzione, cosa ho combinato? Ti prego. Il tempo intermedio non è proprio Ma straordinario. Deve perché? essere il più concentrato, altrimenti potrà dimenticare un buon piazzamento. Incredibile, non sbaglio nulla. Ai ai ai. World class, simply world class. Dai, 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 dai. Ti prego, come. Oh yes, questo deve essere il gold medal. Vai. Tempo eccezionale. Sì, potrebbe addirittura bastare per una medaglia. Terzo. Ma non ci credo. USA, Olanda, Italia. Qua ovviamente c'è il bonus non Norvegia perché non c'è, ma c'è il bonus Austria che equivale a quello, ok, della più scarsa, quindi l'Olanda che non c'entra niente, ci tiene comunque l'argento, ma c'ha l'argento anche l'Austria per il bonus sci alpino. Ok, boh. Siamo in difficoltà ragazzi, Super G. E di solito veramente in libera era dove andavo meglio. Benvenuti al Super G di Sestria Borgata. Vai. Saprà soddisfare le attese? Presto lo sapremo. Neanche argento. Vai. Super G. Wow, che partenza! È uscito proprio bene. Ah, salta completamente la porta. Ed Non è adesso vero. attenzione a non cadere. Ma non è vero. Bene! Incredibile. Devo riuscire a farlo nelle discipline alpine, ragazzi. Tutto lo sci nordico che c'è dopo. Nell'ultima giornata. Occhio. Ok. Dopo abbiamo le discipline maschili, quindi su va a Vancouver, quindi anche là devo fare medaglia, però qua almeno una o Il due. tempo intermedio No, straordinario. straordinario un cacchio. Termina la gara con una prestazione straordinaria. Possiamo solo Ok. complimentarci con lui. La 10 Gold ore- medal, gold medal. Gold medal. Ok. Dopo abbiamo Svizzera. Svizzera con un bel argento. Svezia, bronzo.
L'Austria si becca il bronzo perché la Svezia ha Ingemar Stenmark come campione. Quindi. In ogni caso la Svizzera è più scarsa della Svezia, anche se forse come totale di medaglie ne ha vinte più la Svizzera, però Stenmark fa provincia da solo. Ok. Buono. Scelpino. Slalom gigante, qua siamo su 2 manche. E sarà duro. Benvenuti allo slalom gigante di Sestriere Colle. Dai, Chissà a cosa starà pensando in questo momento. go go go. Parte in modo molto combattivo. Sembra molto bello. No, 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 no. Che erroraccio. Mamma mia, difficilissimo. Soprattutto con la tastiera. Ecco che sbanda. Infatti, uno schifo proprio. Qui lo si vede. Un tempo intermedio veramente scarso per lei. Non dovevo andare a uovo. È stato là l'errore. Oh, attenzione! No. Male. Il tempo intermedio non è proprio straordinario. Ma non è detta l'ultima parola. Perché sono andato a uovo? Non sembra essersi presentato in questa occasione nelle migliori condizioni. Terzi comunque, terzi, dai. Concentrazione prima della partenza. Poteva essere Adesso oro. si tratta di vincere o perdere. Buona partenza però, dai. Scatto eccellente. Vorrei fare una rimonta stile tomba, ma... Ecco che sbanda. Oh, Eccezionale. lo so, però è la prima manche che ho cannato. Guardate che non prende la medaglia la Norvegia. Ottimo tempo intermedio. Eccezionale. Ho frenato un po', non bene. Buono, peccato. Era oro sicuro se non sbagliavo la prima manche. Peccato. Un tempo eccellente. Tempo eccellente. Sì. Bro, argento con l'oro austriaco perché comunque il Canada è più scarso ovviamente di Svizzera. Allora, la Svizzera si prende un bronzo. Argento italiano e questo potrebbe essere pesante. Oro Canada e oro Austria per il bonus. Ok. Mamma mia, oh, veramente un'Olimpiade difficilissima. Vai. Benvenuti alla gara di slalom di Sestriere Colle. Ha Dai, atteso a lungo questo momento. Adesso deve dimostrare cosa sa fare. dai. Oh, boh, Sembra boh, boh, buona la boh. partenza. Partenza Oh, molto boh, boh. forte. Così deve Oh, essere. boh, 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 boh. Lo slalom è sempre più difficile, il mio preferito nella realtà. Grandissimo. Straordinario. Eccezionale. No, l'ho saltata. Con L'ho questa triste saltata. prestazione No. si congeda dalla gara. Russia. Non ci credo. Olanda, oro. Ma anche l'Austria, perché comunque l'Olanda diciamo che nei scelpini non è proprio fenomenale. E si becca anche il bronzo, quindi due medaglie per l'Österreich e argento Russia. Niente, non ne gira una giusta. C'erano 4 discipline di sci di fondo, sprint e 15 km. E adesso devo fare il miracolo. Non sono mica finite, l'ultimo giorno facciamo le ultime Benvenuti per alla 50 gara di sci di km. fondo di Pragelato Plan. Si prepara alla partenza il prossimo atleta. Partenza anche Questo è stato il obbrobriosa. segnale di partenza per lui. Bella. Bella partenza come.
Partenza a dir poco grottesca. E adesso qua devo fare veramente dei miracoli, perché la Norvegia chiaramente ha il bonus. Abbiamo le 2 femminili sprint e 2 femminili 15 km. Un ritmo elevato in questo tratto. Basta che non si stanchi presto, altrimenti alla fine Ah, gli brutto mancheranno errore. le forze. Errori che non devo fare. Bene così. Siamo primi? Incredibile. No! Ma porca miseria. Le dura, Beppe, le dura. Siamo tutti là. Dai, Comendone. Questo è praticamente il penultimo giorno, questo. Dai, 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 dai. Dobbiamo sempre stare sul filo se vogliamo vincere l'oro nel fondo. Ricordiamo che come per le Olimpiadi, Steven nell'ultimo giorno, e comunque è già questo, Questo tempo intermedio è invidiabile. c'è anche il bonus come per il decathlon e per l'heptathlon nelle estive. C'è. Uno stile molto forte. Ma deve organizzare molto bene la sua gara. Non lo so, se forse dovevo farlo prima, dopo. Per non prendere la traiettoria neanche per sbaglio. No, dicevo che c'è comunque il bonus che ci deve essere sempre la Norvegia, quindi la più scarsa. Si prende la medaglia della più scarsa, diciamo. E ho cannato un po' la fine, forse. Non lo so. Sicuramente meglio del solito, però... Vediamo. Una prestazione molto scarsa con cui si congeda. Male. Si era prefissato molte cose, ma purtroppo in gara non si è visto molto. Ho avuto l'impressione che oggi fosse proprio lento. Ai ai ai. Germania. Austria. Russia. Ok. Però in questo caso è difficile fare questo tipo di bonus su questa disciplina, perché comunque sono 3 nazioni forti nelle Olimpiadi estive. Quindi se non c'è la Norvegia, cazzi, anche loro non posso creare bonus anche dove non esistono. Perché non me li fa vedere prima, purtroppo. Purtroppo è andata male. Vai 2. Maschile. Benvenuti Sprint. alla gara di sci di fondo di Dai. Brigelato Plan. Abbiamo un clima festoso oggi. È Dai. vero, un pubblico eccezionale. Tifosi eccezionali. Ero primo a un certo punto, è Si incredibile. parte. Ero addirittura primo. Vabbè, calma. Comunque ho visto che sono migliorato, possiamo far bene. Vale, ho trovato il bonus per l'ultimo giorno di Olimpiadi. Se la Norvegia arriva prima, sono 2 ori perché sfrutta il bonus. Cioè non sfrutta il bonus della posizione, tipo se è terza e seconda, se è quarta e terza, se è seconda e prima. Quindi se vince, vince 2 ori. Solo ovviamente nel fondo, eh. Per fortuna il biathlon non c'è. Nell'ultimo giorno. Ok, a posto.
Risolta anche questa in corsa, in diretta, in esclusiva, ma solo sui canali del Commenda Television. Adesso un ritmo molto elevato, molto forte. Eccezionale. Nel primo settore siamo sempre primi. Buono. Ci stiamo un po' stancando. Calma. Dai che stiamo andando bene. Dai che stiamo andando bene. Stiamo andando molto bene. Ok. Ok Beppe, ok Beppe. Questo è quello che devo fare. Simply world class. Una prestazione al top finale. Eh sì, di poco ma siamo primi ragazzi. Dai, 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 dai. No, la allarga un po'. Molto bene, molto bene. Simply world class. Dai. Spingi Cube. Spingi Cube. Cade un po' alla fine. Vediamo. Sì, un buon tempo. Con questo si può essere soddisfatti. Terzo. Ti prego, la Norvegia prima o seconda. Norvegia si becca. Si becca un solo oro per fortuna, ma se lo becca. Ai ai ai. Italia, bronzo. Va bene. Qui si presenta Vai. molto concentrato. Prima della partenza è particolarmente importante concentrarsi. Eccolo, Partenza parte. perfetta, non riesco proprio a farla. Mamma mia, terzo, ero sempre primo. Ho pagato lo sprint finale. E la Norvegia purtroppo si è presa l'oro. Quindi il mio oro viene vanificato così. Dai venezianone, dai. No, no, sto staccando troppo, 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 troppo. Calma. Ho già sbagliato. Sarà difficile recuperare. Dai, come down. È Ma molto posso forte. spingere? Sì, adesso ha un buon ritmo. Dai. Sì, 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 sì. Molto indietro rispetto al solito. 2 secondi sono tantissimi. Incredibile. Siamo lì lì per perdere. Il medagliere secondo me. Il sci alpino maschile può salvarmi. Cazzo, avevo recuperato un oro subito. Adesso qua la Norvegia ne può fare ancora tanti di ori purtroppo. Del comandone. Rispetto alla gara di prima siamo molto indietro. Per ogni gara è a sé. Dai.
Dai, bene. Dai, piccolo Kuma. Il tempo intermedio straordinario. Ma secondi siamo. Un ritmo elevato in questo tratto. Basta che non si stanchi presto. Non sono altrimenti alla fine soddisfatto. Gli mancheranno le forze. Adesso entriamo nell'ultima parte del tracciato. Ok, si è riposato bene. Dai. Sprint. 8, 9, 10. Un buon risultato per lui. Ma- Probabilmente oggi sarebbe riuscito a fare meglio. Ma porca così questa miseria. prestazione merita il massimo rispetto. Non c'è la Norvegia, per fortuna. Olanda show comunque nell'ultima giornata, eh. Italia ancora argento. Che per gli argenti possono servire Polonia bronzo. Il Dai. comportamento dei tifosi di tutto il mondo è molto leale e sportivo. Una vera atmosfera olimpica quella che stiamo vivendo. Non si poteva desiderare di meglio. La partenza perfetta è Questo impossibile. è stato il segnale di partenza per Vai. lui. No. Uno stile molto forte. Ma deve organizzare molto bene la sua gara. Dai, Cuba. Sto collezionando argenti. Questa è l'ultima per oggi. Esci di fondo. E poi c'è il curling. Comunque era bellissimo Torino, che bel gioco. Uno dei giochi più completi sulle Olimpiadi invernali in assoluto. Dai, 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 dai. Adesso un ritmo molto elevato. Molto forte. Vediamo il primo intertempo, che ho fallito il primo intertempo. Fantastico. Io faccio bene il primo o il secondo? Dai ragazzi, su. La parte più dura è la salita che c'è dopo. Dopo sto ponte. Dai, dai. Buono, buono, buono. Saliamo un po' i giri, saliamo un po' di giri, poco poco, ma saliamo un po' di giri. No. Non posso salire più di tanto. Bravo, Kume, bravo. Dai che c'è bisogno di oro, c'è bisogno dell'oro irridato. Dai Kume, dai Kume. Il tempo intermedio sembra essere buono. Insomma, mi aspettavo qualcosa di meglio, sinceramente. Vai. Dobbiamo dare tutto adesso. Miglior tempo personale, questo può essere un buon segno. E adesso andiamo per pigliarci la gold medal, almeno adesso. Dai. E spingere su Kume. Vai Kume. Per la gloria, per l'Eternity Glory. Per l'Eternity Glory, dai. 9, 10, 11, siamo indietro. Devo capire se gli altri hanno fatto peggio. Il suo tempo lascia molto a desiderare. Un Male. posto sul podio per lui non sarà proprio più possibile. Non c'è la Norvegia. Godo.
Allora, Svezia oro. Finalmente la Svezia si piglia un oro. Francia. E USA. Ok. Raga, non buone notizie della short track 1000 metri, Giappone, Svezia, Corea. Ho scelto la Svezia come nazione che doveva prendere il posto della Norvegia, nel senso insieme alla Svezia anche la Norvegia. Quindi oro per Giappone e Cina per il bonus a casa, Svezia, Norvegia e Corea, noi quarti purtroppo. Nella femminile. Nella maschile invece, qua arrivano le brutte notizie, vince proprio la Svezia, quindi Svezia e Norvegia oro, Giappone bronzo con Corea, con Cina, e Corea argento con Cina argento, sempre per i bonus. Quindi tante medaglie e fatalità per i cinesi, fatalità hanno beccato sia Giappone che Corea, malissimo noi, e purtroppo la Norway si piglia un altro oro. Adesso andiamo con il curling, o curling. Raga, curling, siamo delle pippe atrocissime. Vai. Bel tiro di merda. Bello. Contro la Finlandia. E subito show. Mamma mia. Ah, quindi gira così, sbagliato anche questo, insomma. Mamma mia. Che forte che sono. Sono una pippa atrocissima. Uno sport che non capisco. Adesso gioca in copertura la Finlandia, ovviamente. Adesso tiro una mina. Dai, che culo! Non ci credo. Non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Potremmo essere noi davanti adesso, spero. Dai qua. Vai, bravo. Vai. Non sto capendo one mazz. No, 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 no. Ma siamo ancora... ma siamo anche ora noi davanti. E vinciamo l'end 1. Dai, 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 basta, basta, basta. Bravo. Vai Kume, spacca tutto. Vediamo se riusciamo a fare It's Miracle. Piano, 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 frena, 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 frena. Ah, peccato. Un po' meno forte.
E che stiamo un po' capendo. Andrew. Non siamo a livello massimo, ragazzi, ovviamente. Livello maximus. Noi ci proviamo, Beppe, noi ci proviamo. La tocca, non ci voleva questo. Vai la Finlandia. Qua la strada spianata. E purtroppo fanno un super punto. Devo toglierla. No, troppo. Purtroppo un tiro osceno. Tiro osceno. E rischio di perdere. Ultimo tiro per la Finlandia. E chiaramente vanno in copertura. Ok. E ci provo. Cosa ci prova? Come ci prova? Vai lunga. Ah, peccato. Oh, quasi però, eh. Peccato. 1-1. Ok. No, troppo forse. Troppo forte. Ah, mi associava così. Errore colossale. Ah, vaffanculo, va. Una pippa sono. Mi sono mangiato la vittoria così. Peccato. Bravi. Colpa mia. Ah, vabbè, era no, chiaramente non possiamo far così. Quindi sarà Finlandia. Cina. Mettiamo la squadra di casa, cioè. Che pacco proprio così, devo rivederla sta cosa. Slopestyle, snowboard e halfpipe, snowboard, da uomini e donne ovviamente. Vabbè, faremo cagare come al solito. Vai. Concentrati e focalizzati sull'obiettivo. Se volete sapere cosa distingue un campione da tutti gli altri, tenetegli gli occhi addosso. Un salto discreto. Ora vediamo che trick ci regalerà. Qui un grab ci sarebbe stato molto bene. 360 e grab senza problemi. Un bel backflip, ma sono sicuro che i giudici vorranno vedere qualcosa di meglio. Concordo. Un backflip da manuale. Ma per niente, dopo non sono capace. Ha perso l'occasione per un bel grab. Niente. Mi aspetto ben più di un backflip. Siamo alle Olimpiadi, dopo tutto. Lo so. No! Aia. Che è successo? Stava andando bene. Total disaster. Arriva il kicker molto forte. La folla lo ha chiesto ed eccolo. 1080 e atterraggio impeccabili. Vai. Un triplo backflip davvero folle, concluso con un grande atterraggio. Incredibile, mai visto nulla di simile. Matti! Niente. Male. Prima manche, ti prego, no Norvegia. Seconda manche. Almeno impariamo, dai.
Cerchiamo di imparare, Beppe. Un salto un po' deludente. Switch con backflip. Un bel 7,20. Ottimo atterraggio dopo il 3,60. Dai. Passa al doppio backflip con una naturalezza invidiabile. Il grab non si è visto e di certo i giudici ne terranno conto. Guardalo. Un doppio backflip pulito come l'atterraggio. Niente. Un backflip discreto, ma speravo in qualcosa di più. Qua forse niente. Un bel 5,40, pulitissimo. Pulito! No, ho sbagliato. Vediamo che trick stiloso sceglierà. Beh. Doppio rodeo con grab. Vai, vai, vai. No, sto imparando adesso. Da vertigini. Sto imparando adesso, vai. Peccato. Austria, Svizzera, Finlandia. Attenzione all'Austria, eh? Attenzione all'Austria. Austria, no. Austria, Svizzera, che la Svizzera ha fatto benino, dai. Svizzera e Finlandia. Boh. No, 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 ma perché stai con... no, io, ragazzi, questo gioco è impressionante. Cioè, ha veramente un menu che è tra i più schifosi in natura. Ogni volta Vai. che tocca a questo ragazzo mi viene la pelle d'oca. Anche a me. Ha tecnica, qualità e controllo totale. Fa impressione. Credo proprio che sarà lui il prossimo campione olimpionico. Un No, bel backflip, no. ma sono sicuro che i giudici vorranno vedere qualcosa di meglio. Ah, come. Un grab saldissimo durante il backflip. Buono, buono, questi devo fare bene. Faccio tanti punti. Ancora, sempre lo stesso. Una prova Non davvero rompere monotona per questo livello di i competizione. maroni. Oh, Ecco. e tocca male a terra. Ah, Un 3,60 perfetto e torna a terra. Mi aspetto ben più di Lo un so, backflip. lo so. Siamo alle Olimpiadi dopo tutto. Aggiunge un grab al 1080. bellissimo. Un 1080 da applausi a cui unisce un grab d'acciaio grande. Ottimo, Chiude ottimo. uno strepitoso triplo backflip con un però atterraggio non basta. perfetto. Bene, uno stacco più che discreto, ora va sfruttato. No, grandissimo. Dei bei rischi con trick simili, ma ne vale Dai, 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 dai. Yes, la grande come, finalmente. No. Quarto, cazzo. 23.000. Dai. Ma sono soddisfatto comunque. Stiamo imparando. Ora tocca al frame rail. Buono. Eccellente grab sul doppio rodeo. Buono. Doppio backflip perfetto con grab. No, è qua che faccio le cappelle. Qua devo fare... Devo farne qua. Che No. sfortuna. Speriamo non comprometta un buon punteggio. Che pippa che sono. Un mitico 50-50. Conosce tutti i trick del mestiere e li mette in mostra. Doppio backflip con grab. Un Vai, doppio backflip vai. con grab da paura per Vai. fare ricetta di punti. Doppio backflip perfetto con grab. Uno spettacolo mai Sì, visto. sì, Qui bella si questa. sta facendo la storia. No, bravissimo. Splendido triplo Non backflip basta. con grab. Un salto pazzesco. Non basta. Un quadruplo backflip con tanto di grab impeccabile. Peccato. Però ho imparato, dai, ho imparato. Ah, peccato. Ma ha dato tutto se stesso in questa Quarto, run. che E anche se sfiga. non è arrivato il risultato sperato, non può Usa. rimproverarsi nulla. Ok, ok, Comunque USA. posso solo immaginare cosa gli stia passando per Belgio. la testa. Ma spero capisca la grandezza di quello che stava per compiere qui in Corea del Sud. Eravamo tutti con Svezia. lui. Si è svegliata alla fine la Svezia. Ok. E ora adesso...
Dobbiamo fare le 2 discipline. Olimpiadi. Alf Pipe. Vai. Questo è più difficile, eh. Più difficile perché devi metterti così. Conosce tutti i trick del mestiere. Io ci provo però. Mette in mostra doppio backflip con grab. Buono. Parete sinistra. Un doppio cork con un grab. No, ma... Mi sono fregato alla fine. Male. Ma che è sta roba? Male. No, terzi siamo. Buono, buono. Dai che abbiamo imparato, dai che abbiamo imparato. Adesso che è finito l'Olimpiade, perfetto. Parete sinistra. Un triplo backflip. Dai, sarebbe importante un oro. Esagera e piazza un grab in mezzo a un triplo backflip. Mamma mia, questo è... Micidiale triplo rodeo con grab. Se lo fa un'altra volta ci farà morire di no. Stile da vendere. Sì, Triplo rodeo sì. E grab. Che discesa. Oro! Adrenalina. Gold medal! Classe. Oggi ha lanciato una Ita- vera e sì. propria sfida a tutti i partecipanti. Una prova davvero incredibile. Italia, Danimarca. Forse la prima medaglia e Germania, bronzo. Ok. Grande Cuba. Grande In Cuba. pochi riescono a essere tanto Vai. concentrati e focalizzati sull'obiettivo. Riproviamoci Se l'ultima volete sapere disciplina cosa per distingue oggi. un campione da tutti gli altri, tenetegli gli occhi addosso. Parete sinistra. No, mi sono fermato, stile, che un doppio sfiga. Flip con grab. E parete destra. Wildcat e grab perfetti. Un bel supercut Non con sto un andando grab. bene adesso. La magia è finita. No, no. No, avrebbe dovuto chiudere con un atterraggio migliore. Ma no. Vai. Vabbè, pazienza. Front flip chiuso da un ottimo grab. Peccato, ragazzi. 360 e grab perfetti. Vai. Ciccata completamente. Dai. Peccato, adesso un altro oro. Mamma mia che Olimpiade, ragazzi. Ho preso le medaglie dove non pensavo. Un doppio backflip con grab da paura per fare incetta di punti. Perché si è fermato? Un bel backflip con un grab. Parete sinistra. Bravo. Ancora, sempre lo stesso. Una prova davvero monotona. per No, non è questa vero. competizione. Non è vero. Un Bravo, grab dai, dai. elegantissimo su quel doppio rodeo. Che Peccato. stile. Peccato. Signore e signori, cosa Secondi. abbiamo visto? È Secondi stato alla fine, incredibile, Qui sì. si è raggiunto veramente un altro livello. Il suo è un Danimarca, messaggio oro. chiarissimo a tutti gli avversari. Non ha affatto Italia, voglia di argento. scherzare, proprio per nulla. Germania, bronzo. Incredibile cosa mi sono mangiato. Ci vediamo per le medagliere. Anzi, ecco il medagliere. Torniamo davanti. Ma abbiamo gli stessi ori e gli stessi argenti. Vinciamo solo per il totale. È incredibile. Incredibile, ragazzi, la sfida con la Norvegia. La Germania e Austria recuperano, sono a 10, però lontane ormai per le medagliere. USA 8, l'Olanda, incredibile rivelazione. Cina recupera. Anche la Svezia sale un bel po'. E da notare la Russia con 10 argenti e 3 ori. Almeno con la metà degli argenti in oro poteva essere il quarto posto, il quinto posto, pazzesco. Poi altre cose da Danimarca, 2 buone medaglie, e poi via tutto il resto, con anche il Canada, comunque ne ha 14 totali. Però solo i 3 ori, quindi comunque non è messa strabene, però neanche malissimo, nella metà classifica. L'Olanda è incredibile, 13 medaglie, di cui 5 ori, veramente pazzesco. Poi l'ultima giornata che sarà a dir poco devastante, ci giochiamo medaglia su medaglia. Raga, saluto il commento, Ciao!